Benvenuti a questo nuovo seminario di Vega Formazione, seminario su questi temi legati alla sostenibilità e responsabilità sociale delle imprese. Abbiamo voluto affrontare questi argomenti perché sempre di più se ne sente parlare, sempre di più le aziende si interessano alla sostenibilità e soprattutto alla responsabilità sociale. I giovani che sono i destinatari di questo tipo di messaggio sono gli stessi giovani che saranno i consumatori, ma saranno anche i dirigenti o i lavoratori di aziende. E sono persone che fanno delle scelte, degli acquisti in modo sempre molto emotivo, soprattutto se si sentono colpiti su quelli che secondo loro sono dei temi importanti. Il tema della sostenibilità non è un tema, come si sente dire, di moda, è un tema che resterà attenzionato per molto. Quindi questo ha comportato anche tradurre e introdurre nelle aziende degli strumenti di tipo manageriale per la gestione della responsabilità sociale. Quindi si sono introdotti degli strumenti, quali i codici etici, per esempio, i bilanci sociali, vedremo in particolare la certificazione SA 8000, l'iscrizione SEDEX o le certificazioni di prodotto. SA 8000, SA sta per Social Accountability, è uno standard internazionale, ad oggi l'unico standard internazionale certificabile che ha come oggetto il diritto del lavoro. Io tratterò un punto specifico di questo standard, che è il punto 3, che tratta appunto l'argomento salute e sicurezza sul lavoro, e cercheremo di capire, analizzando questo punto, quali sono gli aspetti che ritroviamo già nella legislazione vigente. Noi sappiamo che in Italia abbiamo una legislazione in materia di salute e sicurezza che è molto stringente. Quindi diciamo che se un'azienda sicuramente ha il pieno rispetto del decreto 81, che comunque è un requisito imprescindibile, e più ha già implementato un sistema 45001, sostanzialmente il punto 3 è assolutamente rispettato.